Eccoci qua, eccoci qua. Siamo con Ivano Cavallin, segretario regionale FNP del Veneto, e collegata Lorenza Leonardi, vicepresidente Anteas nazionale. Parliamo di volontariato, facciamo degli esempi di che cosa realisticamente si può fare da pensionati, da anziani, per non regredire, ma perché no, anche progredire nelle proprie capacità, facendo del bene. Ci sono moltissime diciamo, realtà che coinvolgono gli anziani, dando anche a loro la possibilità di essere protagonisti, perché l'obiettivo è anche dare questo, diciamo, dare a loro questa possibilità di sentirsi vivi. Per esempio, a parte l'università della terza età, i laboratori artistici, è importante l'università della terza età, molto importante, perché c'è chi vorrebbe si sa che la cultura ha un peso, diciamo, in termini di qualità molto elevato. Poi la promozione della salute attraverso i gruppi di cammino, anche momenti ludici, le mostre ad esempio che si fanno anche con dei corsi di pittura. Abbiamo in alcune realtà che è stata addirittura fatta una pubblicazione di un libro sugli alberi del territorio, coinvolgendo i ragazzi, poi sviluppando poi un concorso sulle foto, quale era la più bella che è stata realizzata. Ecco, interrompo qua un attimo, i gruppi di cammino, perché so che ci sono molte persone che possono essere interessate, non tutti i comuni li attuano, però se una persona volesse dire mi voglio unire a questo gruppo perché mi sento più stimolato, oppure svolgere attività artistica, come fa? Va alla sede dell'FNP CISL, oppure chiama la sede, cerca Anteas nel proprio territorio provinciale e chiede informazioni? Entrambe le possibilità. Sicuramente direttamente all'Anteas ha una persona che ha un quadro riepilogativo di tutte le attività che vengono svolte. Poi noi siamo come FNP, siamo collegati e possiamo indirizzare, perché il sindacato pensionati organizza, mette a fuoco altre tematiche sanitarie e sociali legate alla questione, diciamo, della non autosufficienza o delle case di riposo e così via. L'Anteas invece in maniera specifica fa azioni concrete, sviluppa delle attività che coinvolgono direttamente le persone. Ad esempio in tutti i luoghi, cioè in tutte le province ci sono anche i gruppi di cammino. È la cosa più semplice, però è interessante per molti. Sì. Ed è molto importante perché permette alle persone di fare socializzazione. Non solo il movimento, ma il movimento sociale, cioè nel senso positivo, in cui le persone parlano mentre camminano, parlano tra di loro. Ad esempio in alcune realtà, tanto per dare un dato un po' simpatico, ci sono i gruppi di cammino lento per le persone che hanno una mobilità ridotta e i gruppi di cammino normali, dove le persone camminano in un passo più spedito, solo per fare, ecco. Poi vengono svolte in accordo tra FNP e anche Anteas, anche ad esempio dei corsi contro gli incontri, contro le truffe, i raggiri, la ludopatia, gli infortuni domestici. Come attività in maniera specifica poi vengono organizzate la consegna diretta al domicilio delle persone di farmaci oppure anche di prodotti alimentari, ecco, come vengono anche fatte i trasporti sociali. Mentre molto qualificante, io dico solo per l'Anteas, ma sicuramente anche come FNP, è la gestione di centri sollievo Alzheimer, che sono molto importante di sostegno per i familiari, e questo è altamente qualificante, perché si sa che quando si arriva a punti, diciamo, di gestire situazioni così delicate, che hanno un impatto così forte, non è il malato, ma accanto a lui c'è tutto l'ambito familiare su cui bisogna sviluppare un'azione, per cui anche il segretariato sociale. Pensiamo solo a cosa significa gestire una situazione
per un anziano dove ci sia bisogno di un intervento diciamo anche legato ai bisogni della non autosufficienza. Ecco, avere dei luoghi dove si può dare a loro delle informazioni che consentono a questa persona di gestirsi attorno alle mille difficoltà che ci sono. Ecco, poi anche è sempre tra le competenze dell'Anteas. Sì, perché il segretariato sociale è una, diciamo, delle finalità anche dell'accordo che c'è tra Anteas e FNP. Cioè in pratica ci sono diciamo, noi camminiamo paralleli, però ci sono azioni specifiche dell'Anteas, azioni specifiche della FNP, che è soprattutto diciamo l'azione sindacale, ecco, e azioni invece dove si mette assieme, cioè si uniscono le forze, perché poi chi si rivolge al segretariato sociale perché ha un problema di non autosufficienza nel proprio ambito familiare, ha bisogno dell'Anteas che magari può dare un sostegno anche per noi. Io conosco signore che hanno un gruppo di anziani soli e vanno a passare qualche ora a casa loro, prendere un caffè assieme, per dire, c'è una progettualità anche su questo. Sono micro cose, io cioè tante volte mi chiedo, ma non si cambierà il mondo con questo? Ma si migliora, ma sicuramente può essere, perché una persona sola molte ore durante il giorno, ricevere anche una visita con cui può scambiare una serie, diciamo, può scambiare due parole, per così dire, con qualcuno di cui si è costruita anche un rapporto di amicizia e così via, è una finestra che si apre su un luogo chiuso, tanto per dire, insomma, ecco. Poi i corretti stili di vita, questo è importantissimo, insomma, noi siamo perché si debba vivere sempre di più, ma sempre meglio, perché nel nostro paese sappiamo benissimo, si vive tanto ma si vive male, soprattutto gli ultimi anni della propria vita. Se ci sono corretti stili di vita, è sicuro che ne avvale diciamo, in maniera positiva la persona, ma anche l'ambito sociale. Ecco, per cui io per questo porto anche, cerco anche di trasmettere entusiasmo verso le persone, perché abbiamo questa ricchezza che è presente in maniera diffusa nelle nostre realtà e che molte volte magari non viene compresa, e però, come giustamente diceva anche dal collegamento Lorenza, abbiamo bisogno di sostenerlo. Perché sono tutte attività che vengono svolte in maniera gratuita, non c'è nessun tipo di ricarico se non quello esclusivo per il pagamento delle spese vive. Allora il volontariato è bello, tutti ne parlano bene, però non può vivere se non ha un sostegno minimo sul piano strettamente economico. Infatti c'è un progetto, Vicepresidente, questa volta chiedo il suo intervento, Insieme si può. Di che cosa si tratta? Ecco, appunto, sì, il titolo è già esplicativo. Insieme è la parola chiave che tiene insieme tutte le cose che abbiamo detto fino ad adesso sul volontariato, ma anche sulla vita delle persone, perché noi tutti, le vite non sono lineari, non sempre c'è una costante di benessere, salute che vale per sempre. La vita delle persone è alternata da situazioni e momenti di fragilità, da momenti di difficoltà, da vulnerabilità che possono affacciarsi anche in modo imprevisto. Questo l'abbiamo scoperto soprattutto durante il Covid, ma l'abbiamo scoperto da sempre noi che seguiamo il volontariato, perché la complessità delle relazioni e della vita ci mette di fronte alla necessità di reagire subito e trovare subito degli spazi di condivisione e di solidarietà. Ecco, avete fatto, esatto, voi avete questo progetto, è stato lanciato all'inizio del 2024 e già potete fare un primo bilancio? Allora, il bilancio è questo. Noi, sulla scorta della premessa che ti ho fatto, abbiamo cercato di evidenziare come lo stare insieme tra le persone sia la caratteristica per poter superare le vulnerabilità e le fragilità che viviamo. Abbiamo messo in campo in questi primi 6 mesi di progetto tantissime iniziative che sono state già un po' anticipate, in particolar modo iniziative sullo stare insieme delle persone per la capacità di
di stare bene fisicamente, e quindi iniziative sull'invecchiamento attivo con la palestra, il cammino, le camminate assieme, la possibilità di fare anche momenti di crescita e rafforzamento delle competenze, penso a percorsi di digitalizzazione. E che cosa ne è emerso? Che cosa ne è emerso? C'è stata una buona partecipazione? Assolutamente sì, anzi questo progetto ci permette di dire che l'effetto moltiplicatore di queste iniziative comincerà ad essere presente in tutti i nostri futuri progetti. Tra questi ricordo anche l'altro progetto collegato ad Insieme si può, che è il progetto sulla ludopatia, che è un'altra vulnerabilità importante che vivono soprattutto le persone anziane, ma non solo le persone anziane, e attraverso la figura delle antenne sociali, che sono, come dire, i nostri baristi, i nostri edicolanti, tutti quei settori che sono presenti nei quartieri, nei comuni, che possono diventare antenne sociali, cioè intercettare laddove avviene la fragilità, la ludopatia da gioco, come dire, con una serie di patologie collegate che adesso non sto qui ad indicare. Ecco, attraverso queste antenne sociali noi possiamo essere in grado di offrire poi dei percorsi specialistici che non realizziamo direttamente noi, ma orienteremo le persone ad avviarsi in questi percorsi come dire, di specializzazione per poter superare sia le patologie sia le dipendenze. Insieme si può e questo progetto sulle ludopatie sono due progetti che stanno camminando insieme, e nei territori vediamo assolutamente un interesse da parte di molti che non solo partecipano come soggetti, come dire, oggetto di prestazione, ma diventano soggetti di partecipazione attiva al percorso che noi proponiamo. Quindi sono progetti importanti che ci rafforzano nella convinzione di andare avanti e di continuare a fare queste cose insieme, ma proprio per questo insisto a dire, e vi ringrazio ancora, noi abbiamo davvero bisogno di essere supportati con la presenza di volontari. Allora ricordiamo schematicamente, grazie, ricordiamo schematicamente facendo vedere il volontariato che appunto ha dei costi di gestione per essere supportato, il volontariato in questo caso Anteas, o diventare volontari, e ci sono appunto dei numeri di telefono. Qui c'è il 5 per 1000 che è il destinare il 5 per 1000 quando si va a fare la dichiarazione dei redditi. Fate la foto a questo schema, perché così troverete per ogni territorio provinciale il numero, il codice fiscale sostanzialmente di riferimento, perché viene indirizzato già al territorio provinciale che ne ha bisogno. Quindi se una persona è di Treviso anziché di Padova puoi prendere il numero corrispondente, basta che facciate una foto col cellulare, così l'avete sotto mano quando andate a fare la dichiarazione dei redditi. Oppure tesserandosi, che è un altro modo, vero segretario, a questo punto diventare soci Anteas. Questi sono i numeri telefonici di riferimento, perché sostanzialmente si può essere sia volontari, dare il proprio aiuto a seconda della propensione che si ha per le diverse attività che sia lei che la vicepresidente avete enumerato, veramente numerose, oppure facendo semplicemente la tessera. È già un contributo importante, no, segretario? Sì, naturalmente la tessera significa condividere un progetto, condividere una linea, diciamo, di azione, e naturalmente vuol dire condividere un percorso. Soprattutto noi chiediamo che ci sia anche un impegno verso diventare volontari, perché il salto di qualità che si fa diventando volontari è molto importante per la persona, perché arricchisce e dà alla persona una dimensione nuova. Allora non è che sia richieste, cioè non sono richieste particolari attitudini, e anche non c'è bisogno di fare tanta fatica o dedicare tanto tempo. L'importante è aver voglia di farlo. A seconda della propria, diciamo, del tempo che si può offrire. Ad esempio noi abbiamo l'esempio dei nonni vigili che lo fanno nei momenti in cui vengono fuori i bambini, arricchendosi, cioè veramente anche restando insieme. Abbiamo le mamme che seguono le ludoteche con i bambini dell'asilo. Insomma, ci sono tantissime cose, informatevi. Basta dire siamo qui. Perfetto, allora io vi ringrazio, siamo giunti al termine. Grazie a Ivano Cavallin, segretario regionale FNP del Veneto, grazie a Lorenza Leonardi, vicepresidente Anteas nazionale, grazie
grazie a FNP e a Anteas, quindi avete tutti gli strumenti per essere più attivi, per suggerire di essere più attivi alle persone che magari hanno bisogno di uno stimolo e che vi sono vicine. Tante cose si possono fare. Grazie ancora, buon proseguimento.